Si è svolta ieri la cerimonia di passaggio di consegna alla Direzione Marittima del Veneto, in cui l'ammiraglio ispettore Piero Pellizzari ha ceduto il testimone al contrammiraglio Filippo Marini. Pellizzari ha guidato la Direzione Marittima per oltre 5 anni e ora assumerà l'incarico di comandante del porto di Genova e direttore marittimo della Liguria. Si è trattato di una cerimonia solenne tenuta alla presenza di importanti rappresentanti delle istituzioni, tra cui il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, e il comandante marittimo Nord, ammiraglio di divisione Pierpaolo Ribuffo. Presenti anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il prefetto di Venezia Michele Di Bari, il presidente della Corte d'Appello, il vice sindaco Andrea Tomaello in rappresentanza del sindaco Brugnaro, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Settentrionale Elino Di Blasio, il segretario generale della Comunità del Garda, oltre ad autorità religiose, civili e militari, rappresentanti delle amministrazioni comunali e membri del cluster marino e portuale. Nel suo commiato l'ammiraglio Pellizzari ha ringraziato tutto il personale della Direzione Marittima per il lavoro svolto durante il suo comando, evidenziando i risultati raggiunti e le sinergie create che hanno permesso di risolvere problemi e gettare solide basi per affrontare le sfide future. Ha inoltre menzionato le attività legate ai porti di Venezia e Chioggia, lo spazio e l'ambiente marittimo, nonché la sicurezza della navigazione e della vita umana sul lago di Garda, dove la Guardia Costiera è presente col primo nucleo mezzi navali. Nel suo discorso di insediamento l'ammiraglio Marini ha espresso il suo onore nel poter servire il paese come direttore marittimo di Venezia. Ha dichiarato che svolgerà il suo incarico con entusiasmo e dedizioni assolute, assicurando un impegno per ascoltare e prendere decisioni intelligenti e attente alla sicurezza produttiva e alla sostenibilità ambientale.